Preside, oggi un'interessante iniziativa con il Presidente del Libero Consorzio per un progetto che, se va in porto, potrebbe essere pilota, che tratta gli spazi esterni del vostro istituto. Sì, un progetto che coniuga quella che è l'attività didattica svolta durante l'anno con un'idea di riqualificazione degli spazi della nostra scuola, degli spazi esterni, per renderli sempre più accoglienti, sempre più funzionali e sempre più adeguati alle esigenze dei ragazzi. Nel presentarlo oggi abbiamo il piacere di avere con noi il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che ha seguito le fasi di presentazione del progetto con interesse e ha dimostrato una grande attenzione nei confronti della scuola, della nostra scuola, con la finalità proprio di migliorarla, di cambiare l'esistente in meglio e far sì che i ragazzi la vivano con un maggiore senso di appartenenza e soprattutto in maniera proficua possano svolgere la loro attività didattica. Riqualificare gli spazi esterni a questo scopo. Noi all'Istituto Gallo abbiamo spazi esterni al Brunelleschi e all'Istituto Professionale Enogastronomico molto ampi. Devo dire che a livello strutturale ci siamo, però è chiaro che manca quella che potremmo considerare quel valore aggiunto, quella bellezza, quella gradevolezza che spesso non è molto presente nelle scuole, ma non possiamo chiaramente rassegnarci a questo, e grazie alla creatività dei ragazzi, grazie alle loro capacità, grazie alla sapiente guida dei loro professori è venuto fuori un progetto fattibile, un progetto completo e un progetto che non vuole, come dicevo poc'anzi, stupire con effetti speciali, ma vuole realmente concretizzare un'idea della scuola di crescere sempre e crescere al meglio. Che ne pensate voi di questa iniziativa? È stata un'iniziativa diversa perché comunque non si sono visti spesso questi progetti e soprattutto è stato un progetto che è venuto da noi. Abbiamo avuto le direttive dai nostri docenti, ma comunque è stato realizzato tutto da noi studenti. È stato un bel progetto anche perché ci siamo relazionati molto anche con le altre classi. Da cosa è nata l'idea di questo progetto? Dalla volontà, diciamo, di noi studenti di voler riqualificare appunto gli spazi esterni per poter sicuramente studiare con più interesse, diciamo, avere un ambiente che ci stimola a studiare meglio e anche tramite una serie di migliorie che sicuramente ci aiuteranno, come per esempio dei tavolinetti negli spazi esterni. Anche da un punto di vista energetico abbiamo implementato appositamente dei paletti energetici che sfrutteranno l'energia solare per illuminare, e poi anche una fontana abbiamo ideato per poter diciamo, sfruttare tutte le risorse della scuola e in questo caso evitare sprechi di plastica e utilizzare le nostre borracce. Oggi al Niccolò Gallo un nuovo progetto per la riqualificazione degli spazi esterni, cui il Libero Consorzio ne sarà protagonista. Sì, oggi sono stato invitato alla dirigente scolastica qua al Niccolò Gallo, dove i ragazzi mi hanno presentato un progetto per la riqualificazione esterna dell'istituto. Devo dire un progetto avveniristico, un progetto che merita e che mi prendo l'impegno, ecco, di coinvolgere l'ufficio tecnico della provincia e anche il Ministero, se ci riusciamo, a farlo diventare progetto pilota per coinvolgere i ragazzi proprio poi nella gestione e nella costruzione di questi spazi esterni, perché ecco, ho visto ragazzi motivati, ragazzi con tanta voglia di fare, e siccome i ragazzi rappresentano il nostro futuro, noi dobbiamo porre molta ma molta attenzione. Voi avete delle competenze sugli istituti tecnici superiori, ecco, si è fatta già un'idea dal suo insediamento di qual è la situazione strutturale e non solo? Ma guardi, la situazione strutturale diciamo che è un po' carente. Negli anni devo dire che la provincia, al di là che è stata gestita da commissari, comunque i funzionari e dirigenti della provincia, per quello che hanno potuto, hanno attenzionato e riqualificato molte scuole. A breve andremo ad inaugurare una scuola che è stata proprio completata in questi giorni a Ribera,
e continueremo su questa scia. L'ho detto in campagna elettorale, lo dico ora e continuerò a dirlo perché ecco, la scuola è il fulcro principale di una comunità, perché il sapere e la cultura che acquisisce un giovane garantisce un miglioramento sicuramente del territorio nel presente e nel futuro.